Scambio di auguri oggi con i rappresentanti delle istituzioni da parte del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Manifestazione oggi dei sindacati davanti alla prefettura di Agrigento, si chiede un rafforzamento degli organici degli enti locali. Omicidio-suicidio oggi a Villabate, uccide la ex compagna e poi si toglie la vita, annuncio anche sui social. Operazione di polizia e carabinieri a Caltanissetta, 9 i soggetti colpiti da misure restrittive, spacciavano droga nel Misseno. Riunione a Favara per la costruzione del nuovo santuario dell'Itra, presente anche l'arcivescovo Don Damiano. Incontro ieri a Palermo alla Regione per chiedere il potenziamento dell'ospedale di Ribera, l'appello del sindaco Matteo Ruvolo. Appello della Rea al governo Meloni per la modifica del DPR 146/17. Le risorse devono essere equamente suddivise tra tutte le realtà locali. Il Licata Calcio domani incontra la squadra del Ragusa fuori casa. E benvenuti oggi con l'appuntamento di TV Notizie, tantissime gli aggiornamenti di quanto è accaduto nella giornata di ieri e di oggi. Apriamo il nostro telegiornale con il tradizionale scambio di auguri di Natale da parte del prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. Oggi presso i locali della prefettura di Agrigento il prefetto ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni, momento anche per una riflessione considerando le tante criticità che si stanno attraversando oggi. Ad allietare la cerimonia anche il coro del liceo classico a indirizzo musicale Empedocle che ha suonato l'inno d'Italia, un ricco buffet natalizio preparato dagli alunni dell'istituto enogastronomico Gallo di Agrigento. Noi eravamo sul posto. Prefetto, un momento di auguri con le istituzioni ma anche un momento di riflessione considerando i momenti che si stanno vivendo post pandemia e che ancora non accennano a fermarsi. Sì, oggi è un momento di incontro con le istituzioni della provincia che poi sono di fatto le persone con cui collaboriamo ogni giorno per cercare di migliorare la vivibilità e la sicurezza di questo nostro territorio, questo nostro amato territorio. Sarebbe tempo di bilanci, ma a me non piacciono molto i bilanci perché dico che bisogna lavorare ogni giorno e non c'è mai un momento di stacco, quindi dobbiamo andare avanti. Abbiamo concordato i servizi di controllo del territorio in questi ultimi giorni dell'anno perché saranno giorni che ci aspettiamo di flussi importanti di turisti ma anche di movimenti di cittadini, di nostri cittadini che affrontano questo periodo con una serenità maggiore rispetto agli ultimi anni. È anche vero che però bisogna stare ancora attenti perché purtroppo ci sono dei segnali inquietanti. Io ho sentito il commissario dell'ASP che non mi ha lasciato molto tranquillo, quindi diciamo che è stato, così con una battuta, è stato un anno pieno anche di emozioni oltre che di impegni e in quest'anno credo che si sia ancora ulteriormente rafforzato. Io spero che sia proprio così, questo legame fortissimo che deve essere così forte tra queste istituzioni e il territorio. Un territorio che ha tanti problemi, tante criticità, ma io dico sempre ci sono delle persone splendide, meravigliose. Ecco, dobbiamo cercare di dare un messaggio positivo e credo che in questo voi avete un ruolo assolutamente fondamentale. Vi ringrazio perché è importante trasmettere anche un messaggio di fiducia e di speranza, un po' come ha fatto anche il nostro arcivescovo proprio in occasione di quell'evento terribile
dell'anniversario dei morti di Ravanusa, che anche in questa occasione veramente voglio ricordare, perché questa è una ferita che non si rimarginerà mai, ma proprio anche in quell'occasione così triste e drammatica, la parola speranza è stata evocata e ripetuta tante volte, e adesso è quello che mi sento di dire a voi, ma di dire anche ai cittadini di questa provincia, un augurio di pace e serenità all'interno delle famiglie e di concordia anche all'interno delle istituzioni. E sciopero generale oggi anche nella nostra città, una rappresentanza dei lavori dei sindacati. CGIL, CISL e UIN hanno manifestato sotto la prefettura. I rappresentanti dei lavoratori sono stati ascoltati dai rappresentanti del massimo organo istituzionale, tante le istanze del momento, in particolare le richieste verso i comuni a rinnovare e incrementare il personale e aumentare le ore lavorative a quelli già impiegati. Sì, oggi abbiamo deciso di convocare questa manifestazione sit-in dinanzi alla prefettura e cercare di consegnare un documento alla prefettura, l'abbiamo inviato anche a tutta la deputazione regionale, al fine di rendere pubblica la grave situazione che investe l'ente di prossimità, che garantisce una quantità enorme di servizi ai cittadini, che da ormai diversi anni regge sulla buona volontà di pochi lavoratori che sono rimasti in servizio a 21, 18, 24 ore. Il problema fondamentale è che la rigidità della normativa di sistema non impedisce a questi comuni di effettuare il turnover in maniera adeguata. E la cosa ancora più particolare è che appunto la incapacità anche di avere entrate proprie blocca il processo di rinnovo del personale. C'è ancora una cospicua parte di lavoratori che necessita l'adeguamento contrattuale, senza il quale è davvero impossibile mantenere dei livelli di servizi che possono essere ritenuti accettabili. Il nostro è un grido di allarme, nel senso che se non si interviene attraverso l'introduzione di alcune deroghe che abbiamo inserito nel documento che consegneremo oggi al prefetto, gli amministratori non potranno in nessun modo, in nessun caso porre rimedio a questo stato di cose. Quindi chiediamo, appunto perché c'è una specificità particolare nei comuni di quest'isola, nei comuni della provincia di Agrigento, che come noto non brilla per capacità amministrativa, chiediamo che si intervenga al fine di garantire i servizi ai cittadini, perché a questo punto i servizi sono davvero a rischio. Sì, siamo qua proprio per questo, perché c'è una crisi finanziaria degli enti locali. I comuni sono gli enti che sono più a contatto con i cittadini. I lavoratori pubblici che noi rappresentiamo sono quelli che danno i servizi principali, e quindi è necessario che sia il governo nazionale che quello regionale si rendano conto di queste problematiche della finanza locale, ma anche un supporto ai comuni. Si parla per esempio per ora del PNRR, e allora sono a rischio i miliardi che sono stati stanziati per il PNRR. Quindi è necessario rafforzare i comuni, e per questo bisogna rafforzare i dipendenti del pubblico impiego. In primis oggi abbiamo la rivendicazione per quanto riguarda i precari, gli ex precari, che sono lavoratori a part-time, la grandissima parte dei dipendenti comunali, che hanno sulle proprie spalle la gestione dei servizi pubblici, e che io so per esempio nel settore della polizia locale ci sono problemi enormi per fare i servizi principali, sono servizi inalienabili che bisogna fare per forza. I lavoratori fanno i sacrifici e contribuiscono per quello che possono fare, quindi è necessario che almeno i soldi derivanti dai pensionamenti vengano reinvestiti sul personale, che la Regione rimpingui il fondo che è stato fatto per la stabilizzazione, che si ponga fine all'utilizzazione degli ASU, i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili, che sono gli ultimi precari
della Sicilia, perché sono 4.000 in tutta la Sicilia, in provincia di Agrigento ce ne sono parecchi, quindi noi chiediamo che ci sia questo aspetto e chiederemo a Sua Eccellenza la Prefetta di poter portare queste istanze a livello superiore. Il sit-in di oggi va in questo senso, per sensibilizzare il governo regionale, il governo nazionale, affinché si facciano delle modifiche normative che consentano un processo, diciamo, di rinnovo degli enti anche assunzionale da questo punto di vista. Tenete presente che gli enti è da 10 anni che non fanno assunzioni, l'unico percorso che c'è stato è la stabilizzazione e malgrado questo non si riescono a erogare i servizi ai cittadini. Se non si fanno delle modifiche strutturali e si consente agli enti nella fattispecie di avere risorse in bilancio da poter spendere e non vincoli, ci vogliono delle deroghe ben precise che consentano nella fattispecie a un processo di rinnovo degli enti in generale. E purtroppo dobbiamo riscontrare l'ennesimo femminicidio avvenuto oggi alle porte di Palermo ed esattamente a Villabate. Uccide la ex compagna e poi si toglie la vita dopo aver fatto l'annuncio anche sui social. L'uomo ha prima infierito contro la donna e al culmine di una lite, poi con lo stesso coltello si è tolto la vita. Seguiamo gli aggiornamenti. Avrebbe accoltellato e ucciso la compagna prima di togliersi la vita. Tragedia ieri sera a Villabate, dove secondo una prima ricostruzione una donna di 44 anni, Giovanna Bonsignore, è morta per mano del compagno Salvo Patinella, di 41 anni, che poi si sarebbe suicidato. Teatro dell'orrore, l'appartamento della donna in via Giovanna d'Arco. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Villabate che su disposizione della procura hanno sequestrato l'abitazione per eseguire i rilievi e ricostruire l'accaduto. Sotto sequestro anche l'arma da taglio che l'uomo avrebbe utilizzato per colpire mortalmente la donna, una volontaria dell'associazione Arché, molto conosciuta e ben voluta nel piccolo comune alle porte di Palermo. Bonsignore, madre di una ragazzina avuta da una precedente relazione, e Patinella stavano insieme da circa 4 anni. Ancora da chiarire il movente del delitto. A lanciare l'allarme sarebbe stato un amico di Patinella. Dopo aver visto un post sui social, l'uomo ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i militari che hanno bussato, non ricevendo però alcuna risposta. I carabinieri a quel punto hanno sfondato la porta e una volta entrati hanno trovato i corpi dei due sul pavimento. Dalle prime informazioni sembra che i due litigassero spesso, anche se non risulterebbero denunce o precedenti interventi per maltrattamenti in famiglia. Chiedo in ginocchio umilmente scusa a Dio e a Carlotta, sei stata come una figlia per me. Inizia così il messaggio da Dio di Salvo Patinella, l'uomo che la scorsa notte ha ucciso la sua compagna Giovanna Bonsignore, togliendosi poi la vita. Su Facebook l'uomo che con la donna aveva una relazione lascia una lettera che anticipa, insomma, emotiva, se così si può dire il gesto. Ti chiedo scusa per il dolore atroce che purtroppo non avrei mai immaginato di recarti, ma è lo stesso dolore che io sto provando da un mese circa. Non riesco più a dormire, a mangiare, consapevole che l'avrei provato per tutta la vita, arrivando alla follia senza mai darmi una spiegazione per la perdita del mio unico amore meraviglioso, tesoro mio Giovanna, la mia principessa, il mio universo, il mio tutto. Di te, Carlotta, cresciuta come una figlia, della mia casa, eravate la mia famiglia. Chiedo scusa ai miei genitori, alle nostre famiglie, alle sorelle, ai fratelli, ai nipoti, ma non di meno ai miei compari, per me come fratelli, persone uniche, meravigliose e speciali, e tutte le persone che ci hanno voluto bene, nonostante il gesto atroce che io sto per compiere, per colpa di un'applicazione da circa un anno che sei totalmente cambiata. Sei andata alla ricerca di tentazioni, da un anno che subisco la tua assenza, il tuo continuo cantare mattina, pomeriggio e notte, le tue videochiamate con altri, mettendo sempre da parte me, cercando sempre di più. Da tutti mi sarei aspettato un tradimento alle spalle, ma non da te per la seconda volta. Ho donato tutto me stesso a voi due, Giovanna, cuore mio, e Carlotta, dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo tutto quello che abbiamo fatto per avere un figlio.
ho fatto tutti i sacrifici possibili, ma solo all'idea di avervi perso, solo all'idea che tu, Giovanna, amore della mia vita, ti sentivi con un altro uomo mentre stavi con me, ti controllavo il telefono e vedevo di nascosto le chat, le foto che prima inviavi solo a me e le canzoni che gli dedicavi, soffrivo maledettamente. Per tutto ciò che probabilmente hai già fatto, avresti potuto fare le stesse cose che hai fatto a me con un altro uomo. Mi hai fatto letteralmente squilibrare. Da buono uno purtroppo diventa cattivo. Non auguro a nessuno di cadere nel dolore, nella mia depressione, di sentirsi contorcere le viscere, sentirsi considerato estraneo, sentirsi buttato fuori casa. Cos'è il coraggio? Ognuno di noi, a modo proprio, ha il suo coraggio, specialmente nei confronti delle persone comuni come noi. Solo il creatore può giudicare il coraggio, solo lui può giudicare cosa è giusto e cosa non lo è. Vi chiedo a tutti umilmente perdono, ma non ce l'ho fatta. Perdonatemi. E i carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta e gli agenti della Polizia di Stato, squadra mobile, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali su richiesta della stessa Procura di Caltanissetta nei confronti di 9 insoggetti incolpati di reato di spaccio di droga in concorso, tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo, 2 finiti in carcere, per gli altri 6 gli arresti domiciliari, 1 obbligo di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria e il servizio. I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta e gli agenti della Polizia di Stato, squadra mobile, hanno dato esecuzione oggi a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa nel corso delle indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti di 9 soggetti a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentato omicidio, detenzione e porto d'arma comune da sparo. Per 2 degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 6 la misura degli arresti domiciliari, mentre 1 solo degli indagati è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I fatti in oggetto dell'ordinanza hanno tratto origine da un'ampia articolata attività investigativa condotta tra gennaio e maggio del 2021 dal nucleo investigativo di Caltanissetta, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica Nissena. Sono oltre 50 i capi di imputazione relativi ad altrettanti episodi di gestione di sostanze stupefacenti, per lo più cocaina, ma anche crack, hashish e marijuana, che gli indagati avrebbero acquistato a Catania, Enna e Palermo per poi rivenderla nel centro urbano di Caltanissetta. Nell'ambito del medesimo contesto investigativo, la Polizia di Stato, squadra mobile, indagava anche su un fatto accaduto l'8 giugno 2021, allorquando uno degli indagati avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco al volto della vittima, che prontamente si dava alla fuga, scongiurando l'evento fatale, ma che comunque riportava lesioni personali gravissime. Dagli accertamenti investigativi emergevano gravi indizi per affermare che l'arma sarebbe stata procurata dall'autore del tentato omicidio da altri 2 indagati. I rilevi effettuati sulla scena del crimine e la perizia balistica computata sull'arma da parte del gabinetto della polizia scientifica, grazie anche all'utilizzo di speciali software, permettevano di appurare che l'arma utilizzata dall'indagato fosse idonea a uccidere. In data odierna, quindi, la Polizia di Stato, insieme ai Carabinieri, in piena sinergia tra loro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, sono stati impegnati sin dalle prime luci dell'alba per dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare. La Polizia di Stato, grazie anche alla collaborazione della squadra mobile di Bolzano, ha operato in Trentino Alto Adige per la cattura dell'indagato per il reato di tentato omicidio. Contestualmente è stato eseguito in Belgio un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta nei confronti di uno degli indagati, che in costanza di indagini si era trasferito in Belgio. La squadra mobile di Caltanissetta, grazie anche al servizio per la cooperazione internazionale delle forze di polizia, ha comunicato ai colleghi della polizia belga ogni elemento utile per la cattura dell'indagato. E passiamo alle iniziative sul Santo Natale. Parte bene quella lanciata dal Comune di Agrigento sul regalo di Natale sospeso, come ci dichiara l'assessore al ramo di Agrigento Marco Bullo, che fa anche un invito a partecipare alla tombola di beneficenza che si svolgerà domani 17 dicembre alle ore 17:30 presso lo stadio di Agrigento.
Assessore Pullo, ecco, parliamo di questa iniziativa del regalo sospeso, un'iniziativa che sta coinvolgendo tanta gente ad Agrigento. Ecco, a pochi giorni dalla sua fine, dal Natale, facciamo un consuntivo di questa iniziativa che lei come amministrazione, come assessore, ha lanciato qualche giorno fa in una conferenza stampa. Assolutamente sì, il regalo sospeso si concluderà giorno 20 di dicembre con la raccolta dei doni che verrà fatta attraverso tutte le attività commerciali che hanno aderito, grazie alla collaborazione con Confcommercio e con il Leo Club Agrigento Host, e che oggi tra l'altro saranno presenti al centro commerciale Valle dei Templi per un'ulteriore raccolta. Anche questa è una bella iniziativa. Sarà possibile fino a giorno 20 la cittadinanza che vorrà donare un sorriso lo potrà fare. Novità di quest'anno è quella del voucher che è possibile lasciare nell'attività commerciale che ha aderito al progetto, e quindi non solo il dono del regalo ma anche l'opportunità di donare dei soldi per far sì che poi vengano acquistate dei beni di prima necessità che verranno destinati alle associazioni di volontariato che hanno partecipato all'iniziativa, che sono i volontari di strada, il CAV, Centro Ascolto alla Vita, le suore della comunità missionaria di Porta Aperta e le suore dell'Istituto Galluzzo di Santa Marta. Oltre a questa iniziativa voglio ricordare che domani c'è l'altra importante iniziativa, che è quella della tombola solidale promossa dal Juventus Club Valle dei Templi in collaborazione con l'amministrazione comunale, volontari di strada e CAV e con tutte le società sportive della città. E la tombola solidale ha proprio lo scopo della raccolta dei giocattoli ma anche della donazione, per far sì che verranno poi destinate queste somme in favore delle famiglie bisognose della città. Quindi raccomando di essere presenti presso l'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento alle ore 17 per la tombola solidale del Natale di quest'anno. E sempre in tema del Santo Natale, Rigiochiamo 2022, i giocattoli torno a vivere, iniziativa benefica natalizia, ieri a Caltanissetta, seguiamo il servizio. In occasione del Natale si rinnova l'iniziativa benefica ideata dalla 1-1 dal titolo Rigiochiamo, che consente il riutilizzo dei giocattoli ancora in ottime condizioni e la loro donazione ai bambini meno fortunati. Si tratta di un progetto benefico e ambientale che, oltre a fare felici i bambini, permette di evitare che giocattoli dismessi, ma ancora nella condizione di essere usati normalmente, possono essere riciclati anziché finire tra i rifiuti. Noi abbiamo aderito a questa bellissima iniziativa che appunto ha raccolto giocattoli per i bambini più bisognosi. La raccolta continuerà fino al 21 dicembre, quindi si procederà alla consegna dei giochi al Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta. Sì, quest'anno abbiamo una bella sorpresa perché avremo giocattoli in abbondanza e questi giocattoli faranno felici tanti bambini, perché andranno praticamente ai figli dei detenuti del carcere adulti di Caltanissetta. Sono circa 110 bambini che i loro genitori consegneranno per Natale, e poi, come sempre, insieme all'associazione Antico Pistone, che sono macchine storiche, faremo un giro per tutta la città e andremo a portare dei sacchi grandissimi, quindi ogni macchina storica avrà un sacco pieno di giocattoli e saranno consegnati proprio in quei quartieri e in quelle parrocchie dove hanno già difficoltà per la vita, che oggi è abbastanza cara, dura, e quindi certo non possono pensare a fare felici i bambini con dei giocattoli. Noi ci pensiamo con questo aiuto vostro e questo ci potrà fare felice in molti bambini. Abbiamo anche molti bambini immigrati che vivono nella nostra realtà nel centro storico, anche loro avranno questo tipo di sorriso, di gioia, e quindi per questo io devo ringraziare un po' chi ci sta collaborando. Noi ancora aspettiamo chi vuole può portare i giocattoli, noi saranno controllati, verificati e poi saranno sistemati e consegnati per Natale ai detenuti, mentre per l'Epifania il 6 gennaio faremo questo giro storico alla consegna nei quartieri. E un incontro si è svolto ieri a Favara sulla costruzione del nuovo santuario dell'Itria. Per spiegare le varie fasi del progetto, presente anche l'arcivescovo Don Damiano, ha seguito per noi l'evento il collega Giuseppe Moscato. Sarà costruito a Favara il nuovo santuario dedicato alla Madonna dell'Itria. La nuova chiesa, che insiste nel popoloso quartiere denominato appunto Itria, che si estende nella parte nord della città, andrà a sostituire la vecchia chiesetta, tra le più antiche della città, troppo piccola per accogliere e contenere i tanti fedeli che la frequentano. Da diversi anni è disponibile un vasto terreno proprio di fronte al liceo Martin Luther King. Adesso
grazie al contributo della CEI, ai fondi dell'8 per 1000, ma anche alle risorse proprie dell'Arcidiocesi, si è avviato l'iter per la sua progettazione e costruzione. Tempi che non dovrebbero essere lunghi, come spiegato ieri sera alla comunità parrocchiale riunita in assemblea alla presenza dell'arcivescovo Don Alessandro Damiano. Don Giuseppe Pontillo, direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali dell'Arcidiocesi Agrigentina, ha spiegato lo stato dell'arte e l'iter procedurale del progetto che porterà da qui a breve alla realizzazione della nuova chiesa. Il parroco Don Calogero Lobello si è detto fiducioso nel grande apporto dei parrocchiani, soprattutto nel contributo che daranno con l'8 per 1000, fondamentale per riuscire a coprire tutte le spese necessarie per la realizzazione della struttura, che prevede, oltre al luogo di culto, anche oratorio, sala incontri ed altri servizi. Inizia un cammino a tappe che passaggio dopo passaggio porterà domani a un'aula, una chiesa che possa accogliere e raccogliere la comunità. L'attesa, la progettazione, l'attesa di un nuovo edificio di culto, di una nuova chiesa, è una gioia per una comunità e noi partecipiamo di questa gioia affidandoci all'intercessione di Maria Santissima dell'Itria, perché ci indichi il cammino anche in questa occasione della vita. È il momento di iniziare a incontrare la comunità, i ragazzi del catechismo, i gruppi, i movimenti, associazioni, tutti coloro che sono interessati alla costruzione del nuovo complesso parrocchiale, che non è solo la comunità che frequenta la chiesa, ma è tutta la comunità che sta attorno alla chiesa, quindi tutti gli stakeholder, l'amministrazione comunale, gli imprenditori, per dire che chiesa vogliamo, prima di tutto dal punto di vista ecclesiologico, cioè come ci vediamo davanti al Signore, poi dal punto di vista pastorale, per pensare poi a elaborare il DPP, il documento preliminare per la progettazione, per dare le indicazioni per il concorso per i progettisti e dire questa è la chiesa che noi vorremmo realizzare. È un percorso che pensiamo che si possa realizzare in questa prima fase nell'arco di un anno, poter arrivare il prossimo anno a ottobre a presentare già il preliminare alla Conferenza Episcopale Italiana, la quale con l'8 per 1000 darà il contributo per la costruzione della nuova chiesa. Le strade del Signore sono infinite, lo sappiamo, ma i soldi devono arrivare. Ma certo, prima di tutto con le nostre firme all'8 per 1000, non è una pubblicità diretta neanche occulta, ma la firma dell'8 per 1000 è un principio di comunione, cioè per i cattolici quella firma dice il pensiero a quelle comunità che hanno bisogno di una nuova chiesa, un restauro, un oratorio, alla Caritas e così via. E allora questa è la prima via, poi quando sarà il momento di completare l'opera, quello che servirà, sappiamo sempre la provvidenza del Signore. La comunità dell'Itria è stata sempre, e di Favara tutta, è stata sempre una comunità molto provvidenziale. Lo abbiamo dimostrato con la Chiesa Madre, destinataria dei fondi dell'8 per 1000 di un anno alla diocesi di Agrigento. In un anno e qualche mese la Chiesa è stata riconsegnata, bella, splendente. Favara ha meritato la Chiesa Madre, ora merita la Chiesa dell'Itria. Sì, è un sogno che si realizza, come lo slogan che abbiamo messo sul manifesto. Questo sogno che dura da tanti anni finalmente ha trovato, diciamo, la sua fine. Abbiamo iniziato questo iter che si concluderà da qui a qualche anno sulla costruzione del nuovo santuario. Come abbiamo visto oggi da quello che ci ha detto Padre Pontillo, sarà l'ultima opera dell'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana a realizzarsi nella nostra diocesi. Sarà un'opera molto grande, molto importante, perché questo santuario mariano vuole essere anche un punto di riferimento a livello diocesano. Quali sono le tappe che da qui ci porteranno alla realizzazione della struttura? La prima tappa sicuramente è quella degli incontri parrocchiali, interrogare la parrocchia. La successiva è quella di fare il DPP, il documento preliminare per la progettazione, da lì il concorso alle idee per i nuovi progetti da realizzare, da inviare alla CEI, da validare, da scegliere e poi l'affidamento agli incarichi degli appalti e poi l'inizio della costruzione. Si è parlato naturalmente anche di denaro ed è giusto perché ha un costo. E i costi sono abbastanza elevati, si parla di una base di 2 milioni di euro, ma
arrivare a estendersi, visto gli altri complessi parrocchiali, anche a 4-5 milioni di euro da spendere sul nostro territorio. Questo significa un indotto importante sul territorio favorese, no? Un indotto lavorativo sulle forniture, su tutto sul nostro territorio. Questo grazie all'8 per 1000. Noi siamo chiamati a dare la nostra disponibilità all'8 per 1000 perché è la Chiesa italiana che ci finanzia, è la Chiesa italiana che ci dà la possibilità di crescere anche in questo. E passiamo alle notizie della politica. Il leader di 5 Stelle Conte è stato ieri a Palermo, ha incontrato gli abitanti del popolare quartiere dello Zen, ribadendo la necessità di mantenere il reddito di cittadinanza. Conte ha anche dichiarato la sua contrarietà al governo Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Una goccia in un mare di speculazione, così come favori e sconti ai evasori, a corrotti, e invece si accanisce con la povera gente, è qualcosa di irragionevole. Oggi fa capo a Palermo, Presidente, sono 165.000 i percettori di reddito. È evidente che laddove non c'è prospettiva lavorativa, laddove c'è una fascia di povertà ancora più diffusa, e tenete conto che lo Svimez per l'anno prossimo sta già prevedendo ulteriori 700.000 poveri, nuovi poveri. Quindi il governo cosa fa? Addirittura, anziché rafforzare e preventivare un intervento di protezione ancora più ampio e semmai migliorare, invece lì bisogna intervenire sulle politiche attive del lavoro, pensa di smantellare questo sistema. Presidente, pare che ci sia anche un emendamento di Calenda, che si parla addirittura di toglierlo alle persone che hanno meno di 40 anni. Quindi è una cosa un po' più diffusa. Guardi, è evidente che su vari temi noi abbiamo, soprattutto quando si tratta di allargare la diseguaglianza sociale, mi sembra che siano pronti a soccorrere le forze di maggioranza, anche le forze di Italia Viva e di Calenda, di Azione. Presidente, l'inchiesta sul Qatar continua a dare nuovi risultati. Io ho ripetuto spesso, non dobbiamo mai abbassare la guardia, la questione morale è una questione che direi la premessa indispensabile per qualsiasi azione politica. Noi non possiamo, adesso che le istituzioni europee sono fortemente scosse alle fondamenta da questa inchiesta, ne dobbiamo approfittare per tenere alta la soglia dell'etica pubblica. Noi come Movimento 5 Stelle siamo assolutamente favorevoli, abbiamo già dichiarato, e ci batteremo perché i parlamentari, gli italiani in particolare, non prendano soldi da stati, fondi sovrani esteri. È inconcepibile che chi prende soldi dai cittadini, e soldi importanti e veri, si accanisca contro le fasce più fragili della popolazione o addirittura sia legittimato a ricevere soldi da stati stranieri o associazioni, fondazioni collegate a governi stranieri. E ora la linea alla regia per gli spot pubblicitari. Congresso stamani provinciale della Confilcams CGIL, giunto alla 7ª edizione. Noi eravamo sul posto, vi proponiamo le interviste. Oggi un congresso, la Confilcams della CGIL, per rivendicare le idee di partecipazione e contrattazione. Ecco, in dettaglio quali saranno gli argomenti che affronterete? Oggi siamo al rinnovo delle nostre cariche sindacali, siamo qui riuniti proprio per dare spazio ai lavoratori e dare voce ai lavoratori in uno stato di crisi assolutamente disarmante che l'Italia in questa fase sta vivendo. Dapprima la pandemia, oggi una crisi energetica condizionata da una guerra che nessuno vuole e che tutti rinneghiamo. Siamo qui a dare parola a quel mondo del lavoro dimenticato dalla politica e dalle istituzioni in generale. Siamo qui a rivendicare il diritto di un piano politico che faccia breccia sul lavoro, sull'economia territoriale, che dia spazio ad ogni azione atta a creare un progetto comune. Com'è la situazione a livello regionale? Oggi da Agrigento si analizza la nostra provincia, ecco, ma regionalmente che dato ci può dare lei, segretario?
Ma in realtà il dato non è sicuramente confortante, anche perché le politiche regionali hanno fatto in modo da frazionare ancora di più i nostri settori, che sono quelli più colpiti. Tra l'altro il turismo è uno dei settori che seguiamo e sicuramente è quello che maggiormente ha sofferto delle politiche inesistenti rispetto al rilancio dell'economia siciliana. Ecco, questo periodo di Covid come si vede, il post-Covid? Ci sono tantissime richieste, però la domanda e l'offerta non si sposano. Ma bisogna capire che tipo di domanda si richiede, perché se ci riferiamo a una domanda dove in qualche modo viene manipolato quello che è il diritto e i salari previsti dai contratti collettivi nazionali, devo dire che diventa una domanda distorta, quindi in realtà siamo di fronte a una situazione in cui noi ci stiamo battendo affinché i contratti collettivi nazionali vengano rispettati e si faccia della buona occupazione. Oggi ad Agrigento per discutere anche su problematiche della nostra provincia, regionali, ma anche nazionalmente. Ecco, qual è la vostra linea di condotta anche verso il governo nazionale, il nuovo governo nazionale? Guardi, noi partiamo che non siamo prevenuti verso nessuno, ma certo questo nuovo governo ha messo in piedi da subito delle politiche che non aiutano il mondo del lavoro, ma che anzi acuiscono le differenze e la precarietà delle persone, acuiscono la marginalità di alcuni lavoratori e lavoratrici, che soprattutto quelli che anche lavorando vivono condizioni di povertà. Questa è la settimana di mobilitazione nazionale che la CGIL insieme alla UIL ha proclamato. Oggi scioperano in 19 regioni, scioperiamo contro questa legge di bilancio perché le nostre proposte vengano ascoltate e perché il mondo del lavoro e le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori rientrino finalmente nell'attualità politica e nel dibattito pubblico. I primi passi del governo Meloni insomma sembrano andare in controtendenza con l'abolizione addirittura del reddito di cittadinanza. C'è una forte preoccupazione che il welfare venga smantellato? Guardi, il reddito di cittadinanza, pur avendo tante criticità, era uno dei pochi strumenti che il nostro Paese aveva messo in campo per la lotta contro la povertà. E allora andava migliorato, andava ampliato, ma non certo superato come vuole fare il governo Meloni, perché fondamentalmente vuole fare cassa per fare cosa? Per fare sconti fiscali a chi ha redditi alti, parliamo della flat tax per chi ha redditi lordi fino a 85.000 euro, o addirittura piccoli condoni per chi le tasse le ha evase e non le ha pagate fino in fondo. Quindi si depotenzia e si mette in difficoltà il mondo del lavoro dipendente e pensionati, perché pensiamo un pensionato su 5 avrà un'indicizzazione della pensione più bassa di quanto il vecchio governo aveva preventivato, proprio per fare quest'altro genere di politiche che chiaramente aiutano chi già non ha problemi economici. E passiamo ora alle notizie sulle TV locali. L'AREA, il sindacato che ci rappresenta, continua la sua azione verso il governo nazionale Meloni per la modifica del DPR 146/17 per una più equa distribuzione delle risorse statali messe a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico verso tutte le realtà locali e non solo, a un numero ristretto di grandi network, il servizio. La guerra degli emendamenti si è conclusa ieri pomeriggio con la pubblicazione del fascicolo di quelli approvati dalla Quinta Commissione Bilancio della Camera. Degli oltre 3.000 emendamenti presentati dai deputati sono passati pochissimi, tra cui ovviamente quelli governativi. Dunque ci troviamo ancora una volta di fronte all'incomprensione del governo di turno delle nostre ragioni. La nostra è una materia difficile e intricata da spiegare. Abbiamo illustrato ai singoli deputati le nostre ragioni in 1000 lingue, afferma il presidente dell'AREA, associazione TV locali che rappresenta in Italia un centinaio di aziende del comparto radiotelevisivo locale. Ingegnere Diomede, siamo stati consultati ai massimi livelli dal governo, dalla politica, nulla da fare purtroppo, non capiscono, non vogliono capire che quel DPR 146/17
È un colossale furto di Stato, centinaia di milioni, beffando aziende che chiudono, disoccupati che aumentano, pluralismo informativo decimato, libertà di informazione limitata solo ai grandi gruppi editoriali. Eppure è umano, ma perseverare è diabolico. Ci hanno detto che in questa tornata non è proprio stato possibile, ma che le nostre questioni sono all'attenzione del governo. C'è da crederci, si chiede l'ingegnere Diomede, presidente dell'AREA. Con un ulteriore sforzo di buona volontà crediamo, ma se davvero il governo intende affrontare il problema, fa ancora tempo a inserire il decreto legge bilancio l'impegno del Ministero, delle Imprese e del Made in Italy a formare un immediato appropriato tavolo di lavoro sull'emittenza locale radiotelevisiva, mirato alla riparazione di tutti quei guasti costituzionali provocati dai precedenti governi, in particolare il famigerato DPR 146/17 e la capacità trasmissiva negata per mettere il bavaglio a centinaia di editori televisivi liberi. Noi siamo persone per bene e sempre disponibili al dialogo, afferma l'ingegnere Diomede dell'AREA. Alla prossima tornata il decreto legge milleproroghe di gennaio 2023 torneremo alla carica. I nostri emendamenti sono belli e pronti per una rinnovata battaglia di libertà. Tanto per non farci dimenticare la nostra vela, mani pulite sulla comunicazione, è pronta a presidiare le sedi dei partiti, le istituzioni, affinché capiscano che non ci riteniamo sconfitti né arrendevoli. Presidiamo la sede principale che ha provocato tanto disastro costituzionale. A tal proposito non dimentichiamo che il Presidente della Repubblica, firmando quel DPR 146/17, continua la nota, è venuto meno al suo mandato di garante della Costituzione. Si dice che la speranza è l'ultima a morire, ma noi non siamo disponibili a morire di speranza. La battaglia continuerà più forte e più chiara di prima fino alla vittoria finale. Questo è il punto di vista dell'AREA, associazioni TV locali, che rappresenta le istanze del mondo televisivo locale, sempre tante richieste per i loro servizi e la presenza nel territorio, ma poco considerati da un punto di vista del sostegno economico riservato purtroppo solo ai grandi network televisivi. Convenzione a Palermo sul canale Papireto, €500.000 per il ripristino della viabilità. Il presidente della regione Schifani, collaboriamo con il sindaco di Palermo La Galla. Abbiamo stanziato con il nostro dissesto idrogeologico attraverso il suo commissario un importo di €500.000 per intervenire sul canale di gronda del Papireto, che ha dato luogo non soltanto ad esondazioni ma a crolli stradali per incapacità della tenuta. È evidente che il rapporto istituzionale si consolida sempre di più, non soltanto con Palermo ma con tutti i territori locali della nostra regione. Bene, sentiamo ora il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo in merito a un incontro che si è svolto ieri presso la Commissione Sanità per il potenziamento dei servizi ospedalieri nella città crispina, cui hanno preso parte anche i parlamentari regionali Pace, La Rocca, Ruvolo e Savarino. Si è appena conclusa l'audizione in Commissione Sesta all'Assemblea regionale siciliana nella quale si è discusso dei problemi relativi all'offerta sanitaria del nostro comprensorio degli ospedali civili riuniti di Sciacca e Ribera, ed in particolare è stata presentata al sottoscritto in rappresentanza dei 12 sindaci dell'area interna sicane e dei 12 presidenti dei consigli, molti dei quali oggi presenti, compreso il nostro presidente del consiglio Vincenzo Costa, dell'istituzione immediata del pronto soccorso di Ribera come pronto soccorso di zona disagiata. È stata articolata anche la proposta da parte del comitato civico, è intervenuto in rappresentanza del comitato ospedale zona disagiata l'amico Giovanni Montalbano. Anche lui alla fine dell'intervento ha depositato una bozza di proposta per la rifunzionalizzazione del nostro ospedale e degli ospedali di Sciacca e Ribera, proprio per garantire, dopo la fine, auguriamoci definitiva, della pandemia, la piena rifunzionalizzazione di un ospedale come quello di Ribera, che ha visto investiti circa 7 milioni di euro, sia nel rifacimento strutturale ma soprattutto nel potenziamento delle attrezzature, con la realizzazione della terapia intensiva, della subintensiva, oltre che delle altre unità operative, e pertanto è stato illustrato anche
di questo voglio ringraziare il vicepresidente della Commissione Carmelo Pace, l'onorevole Margherita La Roccarrugo, l'onorevole Giussi Savarino, che sono intervenuti a sostegno delle richieste e delle proposte fatte da noi sindaci e dal Comitato, che ha trovato anche il conforto e la disponibilità da parte del governo regionale, per il quale è intervenuto l'assessore alla sanità Volo e alla fine i lavori sono stati conclusi dal presidente della commissione Laccoto. C'è piena disponibilità, tant'è vero che è stata votata una risoluzione da tutti i componenti della sesta commissione salute che va in questa direzione, cioè nel rifunzionalizzare gli ospedali alla fine della pandemia, e per quanto riguarda l'ospedale di Bera in particolare quello di istituire immediatamente, nel più breve tempo possibile, il pronto soccorso di zona disagiata. Ringrazio il Presidente Laccoto, ringrazio il Vicepresidente Carmelo Pace, gli onorevoli intervenuti e l'assessore Volo in rappresentanza del Governo regionale. Saremo vigili e attenti, invito tutti a partecipare comunque alla manifestazione di giorno 19 per far sentire la voce di tutti, istituzioni, politica, movimenti civici, cittadinanza attiva, perché le sorti del nostro ospedale e l'offerta ai bisogni di salute deve essere la migliore che si possa garantire al nostro territorio. È importante oggi questa conferenza regionale perché è la prima. La Sicilia si è distinta appunto per il suo contributo, il suo lavoro, quindi è stata nominata come capofila di tutto il Mezzogiorno appunto per l'inclusione e l'accoglienza degli immigrati. Accoglienza che deve essere appunto non emergenziale, ma deve essere un'accoglienza integrata, nel senso di poter aiutare questi profughi non solo a riceverlo nell'immediatezza, ma a poterli inserire nel tessuto sociale, nel tessuto lavorativo. Noi ci impegneremo tantissimo, soprattutto io ci credo molto, perché noi siamo un popolo non solo accoglienti ma un popolo solidale, anche perché non dobbiamo dimenticare che noi siamo stati emigrati per tanti anni e quindi adesso diciamo dobbiamo fare la nostra parte. Essere sostenuti una volta che questi profughi arrivano sotto l'aspetto economico, appunto non soltanto per l'emergenza ma per la permanenza di questi stranieri che possono essere anche una ricchezza per la nazione, io ritengo. Ma siamo più avanti intanto perché noi siamo una regione al centro del Mediterraneo che è costretta, diciamo, per la vicinanza appunto ai paesi del sud a ricevere queste persone e credo, diciamo, per il modo di svolgere il nostro lavoro sia stato premiato, appunto, dato questa onorificenza di essere la capofila, di essere la responsabile del Mezzogiorno per questa problematica. L'importanza della giornata di oggi è data dal fatto che l'esperienza della pandemia del Covid ha slatentizzato delle situazioni di fragilità sociale e di esclusione sociale molto gravi. Le autorità per fortuna si sono rese conto di questo problema e stanno cercando di riempire, di colmare il gap che c'è tra istituzioni e territorio e persone, che naturalmente è molto grave questa situazione, e questo soprattutto se ci riferiamo agli invisibili. L'intervento di oggi, che è il saluto del Vescovo, ha voluto proprio dare voce a queste persone che non esistono nei piani di prevenzione delle istituzioni e che per fortuna hanno ricevuto una risposta importante dal terzo settore in Italia. Noi abbiamo anche questa grande ricchezza e quindi vogliamo dire alle istituzioni che devono assolutamente, come sta facendo egregiamente questo assessorato oramai da un anno,
e con questo diciamo, piano triennale devono ascoltare gli enti del terzo settore, perché sono loro che conoscono le persone, quindi non bisogna valutare solo i bisogni, ma anche le persone che stanno dietro questi bisogni. Ed è una popolazione che io ho stimato diciamo, nel mio intervento in Italia intorno a 800.000, che sono i senza fissa dimora, che sono circa 50.000, e poi ci sono gli immigrati non in regola con le norme del soggiorno, ci sono gli ospiti dei centri di accoglienza, ci sono quelle persone, circa 200.000 in Italia, che cercano di regolarizzarsi, perché purtroppo in Italia non è consentito l'accesso per lavoro dei migranti. E questo spiega perché molte persone rischiano la vita nel mare, perché non è consentito, e questo è assurdo, non è concepibile. Tutti questi fattori, come per esempio ho parlato anche della cittadinanza, cioè di spostare il margine della fragilità, perché avere o no la cittadinanza è un fattore di salute, è un fattore determinante di salute. Quindi tutte queste cose, secondo me, è necessario che le istituzioni le recepiscano, e come sta avvenendo sembra, nelle intenzioni almeno, però poi vediamo che è quello che succederà, però le intenzioni sicuramente sono buone di questo assessorato, di questo nuovo assessore, la dottoressa Albano. Mario Affronti, sono direttore regionale Migrantes. Migrantes è l'organismo della pastorale della Conferenza Episcopale Siciliana. La prima conferenza regionale sul fenomeno migratorio, prevista dall'articolo 9 della legge 20 del 21, il comma 1 prevede la convocazione da parte del Presidente della Regione della conferenza annuale. Siamo qua oggi insieme a tutti gli attori a vario titolo coinvolti e che ogni giorno si impegnano sulle questioni legate al fenomeno migratorio. La giornata è ricca e densa. Il momento di ascolto che l'Ufficio Speciale Immigrazione ha condotto su tutto il territorio regionale attraverso la stream del progetto Coming 04 ha prodotto un risultato. Il risultato è stato quello della redazione di un documento che è stato considerato la base di partenza per i temi da trattare oggi portanti previsti dalla legge e per poi cominciare a pensare al piano triennale. Credo che la cosa importante sia questa: l'ascolto è servito all'ufficio per conquistare credibilità, per conoscere meglio il territorio, per ricevere dal territorio critiche giuste, ma anche consigli e spunti. Questo ci ha consentito di appunto acquisire credibilità, ma ci ha consentito anche per la prima volta di poter redigere un piano triennale non deciso intorno a un tavolo da esperti, ma che deriva ed emerge direttamente dai bisogni del territorio. E il coro dell'Associazione di Santa Cecilia terrà domani alle ore 19 presso la chiesa di San Domenico un concerto di Natale denominato Vitas, con Desi Chianetta al pianoforte, Emanuele Di Bella il direttore. Si eseguiranno musiche di Palestrina, Liberto Bartolucci, Fauré e Refis, giunto alla sua 31esima edizione. E sulla realizzazione del ponte di Messina abbiamo sentito il parere del primo cittadino, Federico Basile. Il ponte sullo stretto se ne sta parlando tantissimo, anche a livelli alti istituzionali, ma che tipo di coinvolgimento c'è da parte del territorio? Il Movimento No Ponte si sta riorganizzando, lei da sindaco della città che dovrebbe essere maggiormente coinvolta, qual è il suo pensiero? Il mio pensiero l'ho già espresso, anche perché faceva diciamo così, riferimento alle idee che abbiamo avuto anche in campagna elettorale. È un'infrastruttura che secondo noi va portata avanti. Da un punto di vista nazionale si sta dando una grande accelerata,
Bruxelles chiede progetti concreti per comprendere la reale fattibilità. Noi abbiamo avuto delle interlocuzioni, sono convinto che sia il Ministero che tutti gli organi dovranno dialogare con la città, perché la città avrà un impatto importante che non è solo appoggiare fisicamente il ponte, ma ridisegnare una progettualità che già questa città stava portando avanti senza il ponte. Quindi noi sappiamo che saremo coinvolti in maniera diretta e questa è una grande sfida che anche per noi dovrà essere accettata e vinta. E passiamo ora alle notizie sportive. Il Licata Calcio disputerà la prossima partita con la squadra del Ragusa fuori casa, che è anticipata a domani sabato per richiesta dello stesso club ibleo. Il Licata Calcio giocherà la prossima partita, valida per la 16ª giornata del girone I Serie D, contro la squadra del Ragusa fuori casa. L'incontro, su richiesta della squadra ospitante, verrà anticipato alla giornata di domani sabato. Intanto il Licata ha tesserato Giuseppe Cusati, salernitano, nato il 7 febbraio 2003, esterno destro di difesa, che da qualche giorno si allena già con la squadra. Ai saluti Placido Marcellino, che ha chiesto di trasferirsi altrove. Intanto sulla partita di domani sentiamo il mister Pippo Romano e il centrocampista Giulio Frisenna. Arriva la trasferta di Ragusa, si gioca sabato, meglio o peggio per il Licata? No, è uguale, loro ci hanno chiesto questa cortesia di anticipare il sabato, noi siamo stati d'accordo a giocare il sabato e poi il mercoledì giocheremo ancora l'ultima prima delle feste di natalizie contro il San Luca. Che Ragusa sarà? Che partita ci aspetta? Ragusa è una squadra buona che sta facendo un ottimo campionato, pur essendo una matricola. È una squadra che ha un'identità ben precisa, lo sta dimostrando i risultati che ha fatto e la classifica che ha in questo momento. Per cui sarà una gara sicuramente ben giocata e ben combattuta, credo, da tutte e due le squadre, perché sono due squadre propositive che hanno nell'idea quella del gioco. E il Licata come sta? Il Licata sta bene, abbiamo recuperato bene tutti gli effettivi e vedremo sabato che risultato riusciremo a fare. C'è molta positività all'interno del gruppo, i risultati in questo momento sono più che soddisfacenti, dobbiamo continuare a cercare di fare più punti possibili in questo giro di andata e poi girare con un buon margine. Ecco, il fatto che si gioca il sabato dà la possibilità di poter vedere la finale dei mondiali, che è domenica alle 16. Il mister Romano la vedrà la finale e per chi tifa? No, non tifo per nessuno, spero che sia una bella partita, una bella finale e che vinca il migliore. Non è stato secondo me un campionato mondiale molto, molto bello, però ci sono tante attenuanti a questo non bel mondiale, il clima, la situazione ambientale, un po' tutto. Comunque spero che sia una bella finale, come ho detto prima, e che vinca il migliore. Arrivano in finale Argentina e Francia, due squadre comunque che giocano bene, c'è tanta qualità. Due squadre diverse l'una dall'altra, a parte l'organico, che hanno sempre un organico importante, tutte e due le squadre, ma hanno due giocatori fenomenali, uno da una parte e l'altro dall'altra, come Messi e Mbappé, perciò probabilmente sono questi giocatori che poi alla fine, con un guizzo, con una sua invenzione, riusciranno a far vincere una delle due squadre. Giulio, come stai innanzitutto? Bene, ho ripreso con la squadra questa settimana e penso di essere già disponibile per sabato. Tutto bene. Già, perché si gioca sabato in anticipo, meglio per voi? Ma uguale, non cambia tanto. Per me poi è un giorno in meno di allenamento con la squadra, però siamo pronti per giocare. Che idea vi siete fatti da Ragusa? Ma Ragusa è una buona squadra, sta facendo bene, è sopra di noi, quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo affrontare questa partita come abbiamo fatto con le altre, pronti a una battaglia.
Senti, questo è il periodo in cui si aprono anche le liste, qualcuno ha deciso di cambiare, magari perché gioca meno, perché vuole giocare un po' di più, tu sei un punto saldo di questa Licata, la senti questa responsabilità? Sì, quest'anno sono arrivato, ovviamente rispetto a 2 anni fa sono più grande e quindi devo prendermi più responsabilità sia fuori che dentro il campo, però per me è anche più bello essere così e spero di dare sempre il massimo per questa maglia e per i miei compagni. Ti aspettavi questo tipo di campionato da parte del Licata? Sì, per me possiamo fare ancora di più, possiamo vincere altre partite perché il gruppo c'è ed è fondamentale. Ora sta a noi a dimostrare che siamo forti. Dal punto di vista tuo personale, che obiettivi ti sei posto? Ma personalmente io spero di migliorare giorno dopo giorno negli allenamenti e nelle partite. Personalmente no, non ho obiettivi prefissati, solo di migliorare sempre. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, una buona serata.